Benvenuti a questa nuova motoavventura. Oggi vi porterò nel capoluogo turistico della Barbagia, ovvero Dorgali. Visiteremo una meraviglia del sottosuolo, ovvero la sua bellissima grotta di Spinigoli. Raggiungeremo in seguito le due cale di Osanna e Cartoe. Percorrendo la prima via d'accesso a Cala Gonone raggiungeremo appunto la frazione turistica di Dorgali, chiamata Cala Gonone, attraverso il Passolizzu, ovvero una strada di montagna costituita di ben 24 tornanti che scende a picco sul mare. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e venite in sella con me. Partiamo! Mentre ci incamminiamo verso l'ingresso, vi riporto alcune informazioni storico-strutturali della grotta. Si tratta di una voragine karstica, l'unica in Sardegna ad essere fossile, ovvero senza infiltrazioni d'acqua. Cela al suo interno una stalagmite di circa 38 metri che congiunge il pavimento con la porta. È stata scoperta da un pastore della zona di Dorgali, mentre cercava di capire spiegabilmente dove sparivano i suoi uomini dispersi. Nel 1954 la grotta poi venne presa ed esplorata da un gruppo Grotte di Nuoro ed altri grandi esperti della speleologia sarda, alcuni dei quali persero la vita al suo interno. Infatti troviamo al suo interno delle lapidi dedicate a questi speleologi. Altra particolarità presente all'interno della grotta di Spinigoli è la presenza di un inghiottitoio profondo all'incirca 60 metri che la collega alla grotta vicina di San Giovanni su Anzu. L'inghiottitoio viene chiamato Abisso delle Vergine perché al suo interno sono stati rinvenuti reperti che alimentano l'ipotesi
di un suo utilizzo come luogo di sepoltura, di culto e sacrifici umani in epoca nuragica e punica. Andiamo verso la spiaggia di Osalla. Abbiamo terminato quindi la visita alle grotte. La stradina ci aspetta. Andiamo verso il mare, dalle viscere della terra verso la marina. Bellissima grotta, ne consiglio vivamente la visita. È veramente bellissimo il gioco di colori che si alterna tra il verde, il giallo, il rosso, a seconda dei minerali che l'acqua ha incontrato durante il suo percorso. Vediamo di non sbagliare strada. Siamo quasi, è bellissima. Gli ultimi tornanti e siamo arrivati. Wow, che spettacolo! Guardate che spettacolo, che meraviglia! Ricordo che questa spiaggia, insieme a quella di Cartò, è stata premiata nel 2017 da Legambiente con le 4 vele, quindi un prestigioso riconoscimento. Bellissima, una spiaggia che dà sul dorato, con delle mosse fine, finissime, ed è delimitata da una scogliera scura, di colore scuro. È separata da quel pontile artificiale dalla spiaggia del Golfo di Orosei, anch'essa bellissima, però questa risulta una caletta delimitata. Qui ci sono i parcheggi, c'è un chiosco bar, ben attrezzata, e per essere una domenica di settembre devo dire che è anche abbastanza affollata. Per Cala Cartòe. Ora è asfaltato, poi diventerà serrato.
sembra di salire in montagna più che di essere diretti verso il mare. Adesso facciamo il passo Lissu, che è la via d'accesso storica da Dorgali per Calagonone, prima di realizzare le gallerie. Infatti l'accesso avveniva tramite questo passo e dai monti scende a picco sul mare. Sono 24 tornati inventati, andremo a percorrere. Una vera goduria, che spettacolo! La veduta su Calagonone, questa è la costiera, la località turistica di Dorgali, Calagonone. Adesso ci fermiamo per una foto.
scendono tante belle moto. Prendiamo la discesa. Che spettacolo! Ecco qua, da qui si vedono le spiagge che abbiamo visitato stamattina e siamo arrivati al punto panoramico. Guardate che spettacolo! Facciamo lo zoom sulle spiagge di Osalla e Cartove viste dal punto panoramico di Calagonone. Qui c'è la vastità del mare, guardate che meraviglia! Questo punto è raggiungibile solo sul sentiero sterrato in media difficoltà. Facciamo di nuovo una panoramica sul golfo di Orosei. Quelle sono le spiagge di Orosei. Dietro vediamo il fiume Cedrino. Guardate che bello. Azzurro del mare.
Naturalmente la più bella, che è la mia, la seconda più bella ancora, che è la mia, la terza, mio figlio, sta sempre a rompere i cosiddetti. Belle moto, quante ce ne sono. Questo è l'ultimo R1. Anche tu invece di guardare il mare. Hellcat.